Un mese fa circa ci sono state alcune dichiarazioni dell'onorevole Straguadagno del PDL che ha detto che chi guadagna 500 euro al mese è uno sfigato. Sì, allora no. no, ti fermo un attimo, perché su questa dichiarazione ho registrato i commenti di due personaggi noti qua nel portoghese, Sì. non solo. Allora, uno è il giornalista Gigi Di Meo, Sì. il quale ha detto che ci sono giovani che prendono 500 euro al mese e che benedicono, testuali parole, Sì, mi l'imprenditore che glieli dà. L'onorevole Straguadagno, il deputato, il quale ha detto quest'oggi, no? Quelli che guadagnano 500 euro al mese sono dei veri sfigati. Ma come? Ci sono dei giovani che percepiscono 500 euro al mese e benedicono l'imprenditore che glieli dà. Poi invece l'assessore regionale della Lega, Daniele Stival, citando un giovane che le aveva mandato un messaggio su Facebook e condividendolo, ha detto che un giovane magari trovasse uno che gli dà 500 euro al mese. Io su Facebook prima colloquiavo con un ragazzo che ha detto magari io avessi 500 euro al mese non mi riterrei uno sfigato, ma anzi un ragazzo disponibile a lavorare ovviamente. Qual è un commento su queste affermazioni? A mio avviso denotano una forte ignoranza sul tema lavoro, perché allora 500 euro, dobbiamo fare un conto proprio il conto della sera, allora, 500 euro al mese, cosa può essere? O è un part time, allora d'accordo, uno si vede 500 euro al mese da un contratto part time, sulla base di accordi nazionali che sono decisi dal contratto collettivo nazionale. È d'accordo. Oppure può essere una paga derivante da cosa? Da un contratto a progetto? Una finta partita IVA? Allora interveniamo sull'uso strumentale dei contratti a progetto e riconduciamoli a quelle che sono le norme del contratto collettivo nazionale. Però vedo una superficialità, o così come il tema delle false partite IVA. Però voglio dire, quando si discutono di questi temi così importanti a livello sociale, non si possono, soprattutto da chi opera all'interno della comunicazione o chi opera all'interno delle istituzioni, dare questi giudizi così superficiali che denotano veramente un'ignoranza grave su questo tema, cioè al di là di tutto, al di là di come uno... Ma secondo te si tratta di ignoranza oppure vogliono far passare un messaggio? Ma no, secondo me... Cioè accontentatevi di quello che c'è e basta, cioè, o mangi questa minestra... Sì, è anche questo di sicuro, però voglio dire, trovo comunque che 500 euro al mese uno non vive, non vive. Allora, quanto costa un affitto? 400 euro. Allora, uno dovrebbe vivere con 100, poi hai le bollette, allora, non vivi, perché non vivi. Cioè vuol dire 500 euro non è neanche la paga di un apprendista. Non lo so. Cioè, è un'impressione mia, forse sì, cioè vuol dire questa classe politica ha introiettato l'idea del si piglia quello che c'è e poi si vede. Ma questo non è fare politica, la politica deve avere anche una visione del lavoro e una visione industriale, perché facciamo un esempio, governa un partito in Veneto che si chiama Lega Nord, che ha fatto del Paroni a casa nostra lo slogan con cui ha condotto tutte le sue campagne elettorali, però in Veneto non c'è ancora una legge seria sul tema della delocalizzazione. Adesso la presenta chi? La Federazione della Sinistra di Fondazione Comunista, che è un partito che ha un consigliere regionale, uno solo. È un partito che ha fatto del tema del Paroni a casa nostra il refrain degli ultimi 20 anni, tu dici non che è stata in grado di farlo. Una proposta del genere dovrebbe essere stata sposata dalla Lega Nord. Esatto, perché non hanno sul tema del lavoro una visione, più che non hanno una visione, secondo me. Forse ce l'hanno loro la visione, diversa magari da quella vostra, tipo le gabbie salariali e cose del genere? Può essere, sì, difatti l'avevano proposto, però ricordo che anni fa la Lega aveva provato anche a fare un sindacato che era il SIMPA, il sindacato della Padania, però non mi pare che abbia attecchito molto. Si è discusso molto dei lavoratori con tessera FIOM e che votano Lega, ricordo anche sul tuo blog che hai trattato questo tema. Pensiamo ad esempio al caso Dexion a Cintocamaggiore, anche lì l'azienda ha delocalizzato, adesso sono in cassa integrazione straordinaria. Ma sì,
dire, la politica lì probabilmente ha mancato, cioè non si è riusciti, è gravissimo questo, cioè vuol dire non si è riusciti, non si riesce mai quando un'azienda tende a delocalizzare a bloccare la delocalizzazione. Pensiamo inoltre a cosa è successo ad esempio in Germania. Adesso in Germania quando la Nokia ha tentato di delocalizzare, lì c'è stata una sollevazione da parte della politica, non dico solo delle forze di sinistra, ma di tutta la politica. C'erano politici di centrodestra tedesco che dicevano non comprerò mai più un cellulare Nokia, sono prese di posizioni forti. Questo l'abbiamo visto nel nostro territorio, io purtroppo no. E questo naturalmente incide sulla possibilità reale da parte delle istituzioni, da parte della politica, a modificare o tentare comunque di bloccare le parecchie delocalizzazioni che si stanno verificando in Veneto.